Una mattinata in spiaggia a raccogliere la plastica per tutti gli alunni delle 5 classi dell'Istituto San Giuseppe, una scuola primaria paritaria di Venezia con sede a Castello. È l'esperienza che hanno vissuto questa mattina 109 bambini dai 6 ai 10 anni che insieme ai loro insegnanti e accompagnatori si sono recati a San Nicoletto, nel tratto di arenile libero di fronte all'ex ospedale al mare al Lido di Venezia, un'uscita organizzata all'interno di una collaborazione più ampia che la scuola ha instaurato per tutto l'anno con l'Istituto delle Scienze Marine del CNR all'Arsenale, volta a promuovere il rispetto dell'ambiente e la conoscenza della laguna. È stata un'esperienza molto interessante, soprattutto per una cultura di quello che è la bellezza del mare e di come dobbiamo preservarlo. L'uscita, guidata dalle coordinatrici della scuola Valentina Forin e Anna Cipriani, è stata seguita dagli esperti del centro di ricerca ambientale. Ecco ai bambini giungere indicazioni chiare. Ciascuno di voi indosserà i guanti, dovete raccogliere tutti i rifiuti di plastica. Se trovate qualcosa di vetro, di appuntito, aghi, siringhe, non dovete assolutamente prenderlo. La collaborazione tra la scuola e l'istituto di ricerca è stata molto importante e positiva. Nel corso di tutto l'anno scolastico i ricercatori dell'istituto hanno visitato la scuola proponendo delle attività didattiche, delle lezioni frontali in cui hanno spiegato delle tematiche legate alle scienze del mare e alla ricerca in mare. Abbiamo deciso di coinvolgere dei bambini così piccoli, dalla prima fino alla quinta elementare, per sensibilizzarli nei confronti di questa tematica, per fargli vedere che quando si parla di plastica in spiaggia, plastica in mare, non ci riferiamo solo ai grossi rifiuti. I bambini hanno risposto nel migliore dei modi. Una delle cose che ci ha colpito di più è l'entusiasmo che i ragazzi hanno dimostrato in questa attività e soprattutto il loro stupore.